Siamo ormai arrivati. Dopo una riunione a Roma tra i leader del Terzo Polo è stata ufficializzata la candidatura di Massimo Costa, 34 anni, presidente del CONI siciliano, a sindaco di Palermo. Il capogruppo del Movimento per le Autonomie all'Assemblea regionale siciliana, Francesco Musotto, afferma che la candidatura di Costa rappresenta il punto di svolta che più volte abbiamo auspicato. Guardiamo con favore a questa soluzione che rappresenta così la vera novità in vista delle amministrative. Per il coordinatore provinciale di Futuro e Libertà Alessandro Aricò, che ha partecipato alla riunione a Roma, Massimo Costa ha tutte le caratteristiche per poter fare il sindaco di Palermo. Giovane, una buona esperienza di amministratore e senza tessere di partito. È l'uomo giusto attorno al quale i partiti del Terzo Polo hanno raggiunto la convergenza. L'UDC interviene nel dibattito auspicando una giunta di salute pubblica, un'operazione Monti per il capoluogo siciliano, come spiega il coordinatore regionale dell'UDC, senatore Giampiero D'Alia. Sulla candidatura di Massimo Costa, D'Alia ha affermato: è un professionista serio, potrebbe dare un positivo segno di discontinuità. A tendere la mano al PDL è Lorenzo Cesa. Massimo Costa è un giovane valido, rispettato e capace, e sul suo nome si sono già trovate d'accordo diverse forze, da FLI all'UDC a MPA. Noi ci auguriamo che si uniscano altre forze sociali e categorie e naturalmente, visto che auspichiamo una unione di forze moderate, anche il PDL. Una sferzata al partito di Berlusconi però la dà il coordinatore regionale di FLI, Carmelo Briguglio, secondo cui Costa è il sindaco giovane di qualità che può cambiare Palermo in netta discontinuità rispetto alla gestione disastrosa del PDL, facendola uscire dall'emergenza amministrativa e morale in cui è caduta con Cammarata. Nel frattempo ad Agrigento MPA, PD e Futuro e Libertà starebbero lavorando per una candidatura di spessore a sindaco della città dei Templi. Le riunioni e gli incontri si susseguono, ma non vi è ancora il nome del candidato da contrapporre ai due soli candidati, al momento certi, il sindaco uscente Marco Zambuto ed il consigliere comunale uscente Giuseppe Arnone. Il leader del Partito Democratico della provincia agrigentina, Angelo Capodicasa, giudica così i quasi 5 anni di governo di Marco Zambuto. Il nostro giudizio è un giudizio critico, non ha corrisposto alle aspettative e soprattutto a nostro giudizio non ha creato le condizioni ottimali per poter amministrare. Non si amministra con una iniziativa di tipo individuale, da solo non si va da nessuna parte, tantomeno quando si punta a dividere i partiti, a creare un clima di confusione politica. Bisogna sì dare spazio al ruolo della società civile, ma poi sono i partiti che sono strumenti della democrazia italiana, che operano, agiscono dentro e fuori la nostra città. Avrebbe dovuto concorrere a creare un clima di serenità per rilanciare la città che vive invece un momento di gravissima crisi.